I disturbi alimentari aumentano, parliamo del disagio soprattutto dei giovani. Nel 2021 i casi sono quadruplicati. Ben 500 adolescenti sono in cura al centro regionale di Padova. È atteso tra qualche giorno il report che la direttrice, la dottoressa Favaro, invierà alla regione sull'attività dell'anno scorso. Nel frattempo, Angela Favaro, la responsabile appunto del centro di Padova per i disturbi alimentari, anticipa che l'età media è sempre più bassa. Adesso i problemi si manifestano anche tra i 10 e i 12 anni, per poi aumentare con il passare degli anni dell'adolescenza. Fino a 2 anni fa i minorenni erano solo il 25%, mentre ora sono il 40%. In aumento anche i casi gravi. Se un tempo c'erano soltanto un paio di ricoveri all'anno, nel 2021 c'è sempre stato qualche letto occupato. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 24 febbraio 2022. La prima notizia del giorno riguarda i disturbi alimentari quadruplicati nel 2021. Il 70-80% risponde alla terapia ambulatoriale, è un trattamento che coinvolge la famiglia, spiega Angela Favaro, responsabile del centro regionale di Padova per i disturbi alimentari. La terapia coinvolge la famiglia e i pazienti vengono visti una volta alla settimana. Poi per i casi un po' più gravi c'è invece il day hospital, 2 o 3 mesi di alimentazione assistita. Il centro regionale ha a disposizione 8 posti che però sono scesi a 6 con il distanziamento. Ora si stanno trovando altri spazi. Sempre a proposito di salute mentale, una notizia che troviamo sempre tra le pagine dei quotidiani del gruppo GEDI: il Veneto è la penultima regione in Italia per numero di consultori, una situazione assolutamente inaccettabile. È la denuncia di Elena Stanella del Veneto che vogliamo. Un consultorio ogni 50.000 persone contro la media nazionale di 1 ogni 35.000, la raccomandazione sarebbe 1 ogni 20.000. Quindi il Veneto ben lontano dal benchmark nazionale. I pochi posti che ci sono spesso, secondo la consigliera regionale, non riescono a offrire tutti i servizi necessari. Il tema è stato discusso ieri in Consiglio regionale del Veneto, dove era stata presentata una mozione che chiedeva l'impegno di raggiungere l'obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti, appunto la raccomandazione nazionale. La maggioranza leghista però ha votato contro. Nel frattempo, dall'altra parte di Canal Grande, in giunta regionale sono stati approvati i finanziamenti per recuperare le prestazioni sanitarie ritardate, accumulate dal sistema sanitario regionale. È la questione delle liste d'attesa che vanno sfoltite, si sono allungate durante appunto i 2 anni di pandemia da coronavirus. 40 milioni di euro stanziati quindi dalla regione per recuperare 397.000 prestazioni sanitarie. Di questi 40 milioni, a dir la verità, sono quasi 41. Ebbene, circa 10 milioni sono destinati alle strutture private accreditate, pari quindi circa al 25% dei fondi stanziati. Vedremo comunque se si riusciranno a recuperare queste prestazioni. L'auspicio chiaramente è che le liste d'attesa nella sanità pubblica ritornino a livelli in qualche modo accettabili e magari chissà anche migliori di quelli che conoscevamo prima della pandemia. Certo, non basteranno questi 40 milioni, servirebbero massicci investimenti nella sanità pubblica, dando un taglio finalmente ai finanziamenti destinati al privato. Finanziamenti che poi i cittadini pagano 2 volte, la prima con le tasse e la seconda rivolgendosi alle strutture private. Altro tema di discussione nella seduta di ieri del Consiglio regionale, troviamo la notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Si tratta dell'università e dello studentato a San Silvestro a Vicenza. La regione promette lavori al via entro l'anno, ma c'è una confusione perché la Lega ha appoggiato una mozione presentata dal Partito Democratico, ma l'assessore regionale all'istruzione, tra l'altro vicentina, la Elena Donazzan di Fratelli d'Italia, ha tirato il freno a mano. Ci ha
Ciambetti, presidente del Consiglio regionale leghista, promette che afferma i soldi sono già a bilancio e il bando è previsto a fine maggio, ma la Donazzan, l'assessora regionale all'istruzione, spiega che l'impostazione stessa dell'ordine del giorno, che ieri è stato presentato dal Partito Democratico e appoggiato dalla Lega, non è attuabile. Una dichiarazione che al netto dei tecnicismi dice che l'impostazione appunto dell'ordine del giorno è inattuabile, può essere utile solo alla minoranza, dice Donazzan, mentre la maggioranza aveva già dato ampia argomentazione sul futuro degli investimenti per le strutture per il diritto allo studio universitario in tutto il Veneto e nello specifico a Vicenza. Una dichiarazione che non so quanto chiarisca rispetto al futuro di questa struttura che a Vicenza è chiusa da pensate ben 10 anni per i danni riportati in seguito a una scossa di terremoto, un terremoto che era quello dell'Emilia e che per fortuna nel capoluogo berico ha fatto pochi se non pochissimi danni, ma tra questi c'è stata la struttura di San Silvestro, che appunto è chiusa da allora. La proposta del Partito Democratico, del capogruppo Giacomo Possamai in regione, è quella di ristrutturarla, riconsegnarla agli studenti e all'università. Ce ne sarebbe davvero bisogno, anche perché in generale a livello regionale gli investimenti per il diritto allo studio universitario, che è una delle competenze delle regioni, attualmente sono al palo da anni se non decenni. Insomma, non sappiamo se tornerà operativo lo studentato a Vicenza, ma sappiamo sicuramente che da Vicenza sono partiti in queste ore ben 800 soldati americani dalle caserme vicentine del DIN e la Ederle. Lo ha comunicato ieri il comando della 173esima Brigata Aviotrasportata di Vicenza. 800 militari che partono per la Lettonia al confine appunto con la Russia. Questo secondo il comunicato che troviamo sul Corriere del Veneto di oggi, per rafforzare le capacità difensive. Questo riposizionamento serve a garantire ai nostri alleati e ai nostri partner il solido impegno nei confronti della NATO a fronte degli eventi in atto. Sono le conseguenze ovviamente dell'escalation della crisi ucraina e gli Stati Uniti si preparano. Ma noi invece voltiamo pagina, ci spostiamo a Padova, dove Articolo 1 MDP sosterrà Sergio Giordani alle elezioni comunali che si svolgeranno in primavera. Sul Mattino di oggi la notizia in un articolo di Luca Preziusi: prove tecniche per una lista unica assieme al Partito Democratico. Sono quindi gli accordi che si stanno stringendo nel centrosinistra tra il partito di Enrico Letta e quello del ministro della Salute Roberto Speranza. L'ipotesi appunto è quella di una lista unica oppure di due liste separate, ma in ogni caso a sostegno del sindaco Sergio Giordani, che secondo Alessandro Tognon, il segretario provinciale di Articolo 1, ha governato assolutamente bene. È scontato che faremo campagna elettorale per lui. Stiamo solo capendo come, dice Tognon, si può sempre fare di più, ma non stiamo qui a dettare condizioni. Sicuramente presto ci conforteremo con lui sui punti programmatici. Sul Mattino di Padova una foto dell'esponente di Articolo 1 durante un volantinaggio nelle case popolari ai tempi della riforma dell'edilizia residenziale pubblica voluta da Zaia e dalla Lega in Consiglio regionale, con l'aumento dei canoni e tutta una serie di nuove norme a cui Articolo 1 si era opposto sia in Consiglio regionale che appunto mobilitando e accompagnando la mobilitazione degli inquilini delle case popolari di Padova e non solo. Torniamo in regione, dove ieri è stata bocciata un'altra mozione. Si parlava dell'abuso dei tirocini formativi. La proposta era semplicemente che il Veneto si facesse promotore della revisione appunto delle linee guida che sono decise e discusse in conferenza Stato-Regioni. Oggi l'indennità minima per i tirocini è fissata in Veneto a 450 euro. La
consigliera regionale Vanessa Camani del Partito Democratico proponeva di appunto pensare a una revisione individuando criteri e modalità migliori per consentire ai giovani le tutele necessarie e al contempo per rafforzare la funzione strategica invece dell'apprendistato. Insomma, è il tema e la questione enorme delle modalità con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro, l'utilizzo non corretto degli strumenti del tirocinio extracurricolare e dello stage. La maggioranza in Consiglio regionale non ha voluto sentire ragioni e ha bocciato questa mozione. Infine, l'ultima notizia di oggi è una flash, riguarda il giovane ucciso nel 2015 durante un TSO. Il carabiniere dovrà versare 260.000 euro ai familiari. È stata ribaltata in secondo grado la sentenza per la morte di Mauro Guerra, il 32enne di Carmignano di Sant'Urbano in provincia di Padova, che appunto era stato ucciso con un colpo di pistola in un campo di grano il 29 luglio del 2015 a poche centinaia di metri da casa, mentre si stava opponendo a un trattamento sanitario obbligatorio a cui i carabinieri della stazione locale cercavano di sottoporlo per condurlo in ospedale. La notizia sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Gianluca Amadori: secondo la Corte d'Appello c'è stato un eccesso colposo di legittima difesa. Appunto una sentenza che ribalta un po' il giudizio dato in primo grado, secondo cui il carabiniere appunto aveva salvato il collega e per questo era stato assolto. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.